mi vedere che la storia dei Veneti hanno ghemo mia con me non parlare un fiosetto sulla Serenissima Repubblica di Venezia. Venezia, lei era la prima potenza marittima del Medioevo, prima potenza d'Europa nel Medioevo. Proprio. Mia anni di indipendenza, non se mia pochi, è che un Stato arrivi di essere indipendente con la guerra de Cambrai e che Sì, aveva tutta l'Europa contro, e c'erano i proprio. francesi, gli spagnoli, tutti quanti contro Venezia. E sti nemici qua era sotto il comando del Vaticano, del Anche Papa anche. Il Vaticano aveva l'idea di menare tutti contro Venezia. Venezia da resistì perché c'era un dose che veramente spronava tutti quanti a resistere e c'era uomini d'arme importanti, militari importanti che ha difeso fin l'ultimo se riuscì a scampare a un pericolo incredibile. Quel dose là Sì, della battaglia Loredan, de Cambrai, come si chiamavano? Loredan. Loredan, proprio. Loredan. Sì, Invece l'ultimo dose si chiamava Manin, e il Manin. era un Furlan Ah, della Furlan. Rayon del Friuli, ma lo Sì. chiamava Signor Spavento. Io lo chiamava Signor Spavento perché Perché gli era spaventà sempre. spaventà di Napoleone, Signor Spavento io lo chiamavo. C'è spavento. Bravo, bravo. Mi posso capire perché all'epoca i francesi erano una potenza, era un esercito di 50.000 soldati, ma Napoleone Bonaparte, sa tu cosa che aveva in mente? Aveva in mente di conquistare il Veneto, parciapar le sue ricchezze. E quando ha fatto la pace con gli austriaci, e si è rivolto contro i veneziani. Sto esercito si arriva fin sulle rive. Te sa, Venezia è un'isola, Sì, proprio. però che c'è 4 chilometri. Eh, 4 chilometri di acqua, di mar, e i cannoni francesi gli sparava solo che 500 metri e ora 500. restava 3 chilometri e mezzo in teleman della flotta veneziana, che Sì, aveva manco cannoni di quella francese. Non era così moderna come quella francese, però aveva dei comandanti che avevano una grande esperienza, aveva dei soldati che aveva una fedeltà assoluta per San Marco. Se capita che c'è stato un golpe fatto dei nobili, perché all'epoca la Serenissima lei era una repubblica aristocratica e comandava solo i nobili, gli altri non contava niente. Però all'interno dei nobili, mentre c'era Napoleone pronto a distruggere Venezia, che era sto dose pieno di paura, di timori, sti sì, qua, era pochi nobili, gli ha fatto un golpe e gli ha consegnato praticamente Venezia in teleman dei francesi. E sa tu sì. com'è? Che ieri vai i francesi a Venezia, Come? coi barche che i veneziani gli ha prestato ai francesi e che gli ha prestato i veneziani, Ho le barche capito. dei francesi, per conquistare la sua città. Eh, Ma ma che te sa, strano. il popolo veneziano nel 1797, il 12 di maggio, era fuori del palazzo, noi capiva, quando i Gassavuo, che c'è stato un cambio di governo, Mhm. dal governo aristocratico dei nobili a un governo democratico, come che voleva Bonaparte. Adesso uno si immagina, il popolo felice, finalmente sti maledetti nobili, cancheri che i negà maltrattà, facemo festa, ballemo, cantemo. No, i segà incassai, i sea veramente furiosi, furiosi, c'è stato un tradimento. E ora Proprio. cosa che ha fatto? Si andai a Qatar le case, i palazzi di quei che c'era con i francesi, di quei veneziani che ha fatto il golpe, e Sì. ga brusà i palazzi. Si andai dal sarto che faceva gli uniformi per i francesi, che ha distrutto il negozio, nessuno arrivava a fermarli. Cosa gli ha fatto? Allora che c'è sta un nobile di quelli del golpe, e Sì. sto qua, che si chiamava Bernardino Renier, e che ha sparato col canon sul popolo. In negaccia va fuori tutto. E Napoleone con sti schei e se ha sponsorizzato la sua carriera politica.
se diventa imperatore, che ha tradito anche la rivoluzione e che ha fatto sto governo provvisorio a Venezia, no? Liberté, egalité, fraternité. In teoria, perché in pratica c'era ancora un governo militare. Se dura 6 mesi. E Gacciapà il Veneto e lo ga cedù all'Austria. E in quel tempo sol per ricordarsi, i francesi i negà destrusesto anche il Bucintor del Dose. Esattamente, sì, che sia una barca, che sia una meraviglia del mondo, perché che c'era su sta barca enorme un muccio di statue di oro e i francesi le ga bruciare per ciappare l'oro, che anche trasformare sta barca, che era un simbolo così di splendore, io ga trasformare in una prison Ha per quei preso. patriotti veneziani che era contro i francesi. Per farti un esempio, che c'era un generale che si lamentava con Napoleone. Napoleone, mica ho fatto tante battaglie, ma sono senza skei, sono povero, come se è possibile? Napoleone gli ha risposto, ma come? Te ha fatto la campagna d'Italia e te sei rimasto povero, allora te sei un imbecille, te sei un mo. E ha detto così, perché Sì. era normale rubare, portare via tutto quel che si poteva, tutto quel che poteva portare via e lo cacciava.